Sull'altopiano ad Asiago un incontro per affrontare il problema dell'orso Guenè dopo la richiesta di aiuto degli allevatori e le continue razzie del plantigrado nelle malghe. Nel weekend sbranate altre 2 manze. È diventato una specie di star l'orso Guenè. A molti fa simpatia, ma a tanti, soprattutto nell'altopiano di Asiago, fa paura. Nel giro di pochi giorni, infatti, il plantigrado che sta imperversando fra il Trentino e sull'altopiano ha sbranato 5 mucche. Le ultime 2 nella notte di sabato in Malga Galmarara, un alpeggio vicino a Camporovere che ospita quasi 100 animali. Inoltre una decina di manze si è ferita alle gambe nel tentativo di scappare. Paura e danni economici che hanno spinto la Coldiretti di Vicenza a organizzare un incontro ad Asiago dove consiglieri, assessori regionali, sindaci dell'altopiano e allevatori si sono finalmente confrontati per decidere il da farsi. Questo dopo i continui appelli degli allevatori che si sono più volte lamentati di essere stati abbandonati di fronte a Guenè, una mina vagante sull'altopiano. Siamo noi che dobbiamo dare dei consigli, anche se chi è già stato colpito sinceramente è difficile a chiedere di stare tranquilli e non preoccuparsi, perché comunque che sia giovane che non sia giovane comunque dei danni li ha fatti. Quello che noi chiediamo è che ci sia un tavolo permanente dove si va a discutere queste problematiche e tentare di trovare delle soluzioni quanto prima, altrimenti abbiamo già delle aziende, delle maghe che chiedono di scendere con gli animali perché non si sentono sicuri. E ora i malgari vogliono portare le manze in pianura. È una cosa vergognosa da parte di tutte le opinioni pubbliche, perché una cosa così non si può stare in Malga e io penso di caricare le vacche e andare a casa. Vista la situazione preferisco tenerle a casa perché sono stato in Malga questa mattina e confermo quello che ha detto Giuseppe Rigon, che la situazione è critica, ho visto le bestie. Le bestie sono spaventate. Intanto si stanno prendendo le prime misure. La malga Galmarara, per esempio, è stata dotata di recinzione elettrica come già sperimentato in Trentino. E adesso ci occupiamo dell'inchiesta Mose. Galan nega di aver mai avuto 18 conti correnti, di aver ricevuto soldi, di avere una barca